In passato si sono svolte altre 5 edizioni, altre 4 edizioni, questa è la quinta, in Spagna, in Francia, in Grecia e in Messico. Adesso i mondiali rientrano in Italia, ed entrano in Europa e sarà l'Italia a ospitarli. La prossima edizione fra 2 anni in Danimarca, a Frederikshavn, nel 2028 probabilmente uscirà nuovamente dall'Europa, si parla della Cina ma non è ancora sicuro. Quali sono le aspettative per la manifestazione? Aspettative è il sano divertimento delle 4.000 persone che sono già arrivate o stanno arrivando a Catania tra oggi e domani, in maniera tale che possano competere, ottenere i loro risultati nel loro sano dilettantismo, ma soprattutto divertirsi nelle varie attività di socializzazione e anche di comune partecipazione agli spettacoli. Avremo dei concerti importanti, abbiamo un DJ set importante, avremo gruppi internazionali e anche locali che creeranno questa sinergia anche a livello artistico, di messaggio musicale, sempre nell'ottica di un messaggio di pace, di amicizia fra i popoli.